Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, istruttore WISP. Vi do il benvenuto ad una nuova lezione di ginnastica per noi di una certa età, progetto WISP per il quartier San Paolo. Anguria. L'anguria o cocomero è un depurante che rafforza le ossa. È un frutto ricchissimo di acqua, che rappresenta circa il 95%, e ha un elevato potere saziante. Durante l'estate, soprattutto quando le temperature diventano troppo alte, è una soluzione naturale. Mangiandola, possibilmente fresca, vi permetterà in pochi minuti di recuperare i sali minerali che avete perso con l'inevitabile sudorazione. Questo frutto, inoltre, rinforza il sistema immunitario, ha proprietà antinfiammatorie, depura l'organismo, migliora l'aspetto della pelle e dei capelli e aiuta la circolazione. La polpa dell'anguria contiene inoltre vitamina A, vitamina C, potassio, fosforo e magnesio. La presenza di vitamina C e potassio in particolare avrebbe un'azione depurativa e detossificante che rende l'anguria un frutto ideale per contrastare in maniera naturale la ritenzione dei liquidi, il gonfiore alle gambe e l'ipertensione. Melone. La prima caratteristica interessante del melone dal punto di vista delle proprietà è la capacità di contrastare l'invecchiamento dell'organismo. Si tratta infatti di un frutto con proprietà antiossidanti, grazie alla presenza di vitamina A e C e altri composti che contrastano l'attività dei radicali liberi. Sempre la vitamina A fa sì che il melone protegga anche gli occhi e la vista. Il melone è importante anche per la salute del cuore e dell'apparato cardiovascolare. In particolare il melone estivo, che contiene molto potassio, minerale essenziale per il buon funzionamento di cuore e vasi sanguigni, è un ottimo aiuto. Effetti benefici sono esercitati anche sul sistema immunitario, rafforzato grazie alla presenza di vitamina C, su quello nervoso grazie al buon contenuto di vitamina B6 e su quello scheletrico grazie al buon apporto di calcio e fosforo. Tra le altre proprietà del melone si enumerano anche i poteri lassativi e diuretici per la grande quantità di acqua. È inoltre estremamente rinfrescante. Anche oggi iniziamo la nostra lezione in piedi. Cercheremo di stare un pochino di più in piedi rispetto al solito e come primo esercizio iniziamo a scaldare i muscoli del collo, quindi prendiamo bene un appoggio stabile con le gambe leggermente divaricate, rimanendo possibilmente dritti con la schiena. Iniziamo a guardare con la testa da un lato. Io inizio a guardare verso destra e poi lentamente volgo lo sguardo a sinistra. Le spalle sono più o meno ferme, quello che cerco di fare è di muovere il collo. Lentamente, così da riuscire a controllare il movimento. Dopo qualche ripetizione possiamo provare ad aumentare un pochino questo movimento, farlo un pochino più ampio e quindi con la coda dell'occhio sbirciare alle nostre spalle e provare a vedere cosa c'è dietro. Questo è un esercizio che va bene sempre per scaldarsi, anche la mattina quando uno magari è più rigido. Questo è un buon esercizio per iniziare. Ok, torniamo con lo sguardo frontale, facciamo un altro esercizio sempre per la muscolatura del collo. Se prima abbiamo guardato a destra e a sinistra, adesso guardiamo verso il basso mantenendo le spalle ferme e il busto dritto, andiamo a guardare giù tra i piedi e poi lentamente risolleviamo lo sguardo e andiamo a guardare su verso l'alto. Due movimenti opposti che facciamo sempre con attenzione per evitare vertigini e per non dare strattoni, quindi evitiamo di fare movimenti bruschi, strappi. Lavoriamo sempre lentamente e con attenzione al movimento. Posso guardare
bene giù, rilassare il capo, sentire che si allungano bene i muscoli del collo posteriormente, e quando guardo su verso il soffitto faccio un po' di attenzione al collo. Se sento fastidio, può succedere, allora interrompo l'esercizio o mi fermo prima. Ultime ripetizioni in cui cerchiamo di scendere bene con la testa, col capo verso il basso, ci guardiamo tra i piedi, proviamo anche a avvicinare un pochino il mento al petto. Ok, torniamo con lo sguardo frontale, ci apprestiamo a unire questi movimenti in un esercizio che li raccoglie tutti, una circonduzione del capo che facciamo utilizzando lo sguardo come riferimento. Iniziamo a guardare prima verso l'alto e scendiamo con lo sguardo lateralmente, quindi portiamo il mento vicino alla spalla e poi continuiamo a guardare giù verso il basso, passiamo con lo sguardo tra i piedi e risaliamo dall'altro lato. Siamo di nuovo col naso all'insù, continuiamo il giro in un movimento dolce che facciamo possibilmente lentamente. Questo è un movimento in particolare che può dare fastidio all'equilibrio, che può dare un senso di vertigine. Per evitare questa sensazione che può essere fastidiosa, adesso che abbiamo fatto 2 o 3 ripetizioni in un verso, proviamo a invertire il senso dell'esercizio, quindi manteniamo la stessa figura, il nostro cerchio da disegnare con la punta del naso, però lo tracciamo seguendo il verso opposto rispetto a prima. Possiamo nel frattempo provare a aumentare l'ampiezza di questo cerchio che stiamo disegnando, andando a guardare bene, soprattutto lateralmente e giù verso il basso. Ok. E torniamo di nuovo con lo sguardo frontale. Abbiamo lavorato sul collo, poco più giù. Incontriamo le spalle, facciamo dei lavori separati dei movimenti singoli che poi andremo ad unire come in questi esercizi per il collo. Partiamo con dei movimenti che portano le spalle in avanti e dietro. Per farlo ci aiutiamo con le mani, in particolare spingiamo le mani lontano dal nostro corpo, davanti a noi, in questo modo avanziamo con le spalle. Arrivati in fondo, torniamo indietro con le mani e le portiamo vicino alle spalle con i gomiti che si aprono dietro. In questo modo le spalle vanno posteriormente e questo ci permette di allargare il petto. Continuiamo l'esercizio alternando queste 2 posizioni che raggiungiamo lentamente e se vogliamo possiamo anche unirle, ci viene abbastanza naturale magari, alla respirazione. Quando allontano le mani dal petto, le spalle in avanti, sono chiuso, è più naturale buttare fuori l'aria. Quando invece porto le mani indietro, i gomiti vanno dietro la schiena, il petto si apre, diventa più naturale inspirare, quindi riempire, far sì che i polmoni si riempiano d'aria. Ecco che allora possiamo alternare al movimento delle mani la respirazione. Gomiti dietro, inspiro, spingo in avanti con le mani, butto fuori l'aria. Apro il petto, gomiti dietro, inspiro, chiudo il petto, mando le spalle in avanti, mani in avanti, butto fuori l'aria, espiro. Ancora qualche ripetizione. E possiamo rilassare le braccia lungo i fianchi. Se serve sgranchiamo un po', stiamo iniziando a utilizzare un po' di più la muscolatura delle spalle. Continuiamo con un esercizio che ci porta le spalle a salire e scendere, quindi non più avanti e dietro. Lo facciamo con le braccia lungo i fianchi. L'idea è quella di avvicinare le spalle alle orecchie, quindi far salire le braccia e le spalle su lungo il corpo e
e andare un po' a incassare la testa, quindi tra le due spalle. Arrivati su, scusate, scendiamo lentamente e avviciniamo il più possibile le spalle e di conseguenza anche le mani al pavimento, per poi riprendere l'esercizio e alternare queste due posizioni. Consiglio di iniziare senza sforzare troppo quando si alzano le spalle, bisogna lasciare un po' di tempo al corpo di adattarsi, poi verrà più naturale il movimento dopo qualche ripetizione. Salgo, avvicino le spalle alle orecchie, scendo, allontano le spalle dalle orecchie, avvicino le mani al pavimento, spingo giù verso il basso. Ancora un movimento e posso rilassare le spalle e, se serve, anche sgranchire un po'. Andiamo a aumentare l'ampiezza di questi movimenti e li uniamo anche facendo delle circonduzioni, quindi proviamo a muovere tutto il braccio e per farlo immaginiamo, io mi metto lateralmente così si vede meglio, immaginiamo di avere un pennello in mano e di andare a disegnare su una parete un grande cerchio. Partiamo dal basso, un braccio alla volta, io parto dal braccio destro, faccio salire il braccio disteso dietro la schiena e lo porto su verso l'alto, per poi scendere col braccio davanti al corpo. Il giro continua, ripassa giù, poi dietro, va su e scende in avanti. Come un compasso utilizzo il braccio per andare a tracciare con la punta del dito, con la mano, un bel cerchio al mio fianco. Immagino di farlo il più largo possibile, quindi durante la discesa in avanti non dovrei avere problemi. Quando apro dietro posso già iniziare a ruotare un pochino il busto, quindi lasciare spazio alla spalla che vada dietro, cerco di raggiungere un bel punto in alto e poi continuo il movimento. Le spalle lasciate pure che assecondino questo movimento e che quindi accompagnino il corpo e il braccio soprattutto dietro nel momento in cui andate ad aprire posteriormente. Okay. Scendo e rilasso il braccio e ripeto dall'altro lato, quindi braccio sinistro questa volta parte sempre che puntando giù verso il basso, sale posteriormente, quindi dietro, prosegue andando su verso l'alto e scende davanti. Proprio come prima sto di nuovo andando a tracciare un bel cerchio ampio con la mano, cercando di raggiungere bene, di farlo bello ampio, raggiungere bene la posizione posteriore, portare il braccio dietro e portare bene il braccio in alto. All'inizio sarà più difficile, dopo 2 o 3 movimenti verrà più facile, il corpo guadagna spazio da solo. Anche in questo esercizio posso assecondare il movimento con il busto e quindi lasciare che la spalla indietreggi un po', accompagni il braccio e quindi che il busto stesso ruoti. Ancora qualche movimento e possiamo di nuovo rilassare il braccio e sgranchire un po'. Questo movimento impegna molto la muscolatura, quindi probabilmente iniziamo a sentire del calore, della stanchezza qui nella parte più alta delle spalle e quindi ci prendiamo un attimo per sgranchirle facendo dei movimenti più piccoli ma che coinvolgono solamente le spalle. Ecco il quiz di questa settimana. Ascolta bene, annota quante più informazioni possibili e poi telefona al 335 54 19 388 il venerdì dalle 13:30 alle 14:30. Sarai tu il vincitore di oggi? Possiamo lasciare le mani giù lungo il corpo e provare a sollevare le spalle, portarle
avanti, farle scendere utilizzando solamente appunto le spalle, quindi lasciare le braccia rilassate giù lungo il corpo. È un po' un movimento a sgranchire. Possiamo farlo con le spalle che si muovono assieme o anche separatamente, una spalla avanti, una dietro, una in alto, l'altra in basso, in un movimento senza sforzo, quindi molto breve, un movimento piccolo, fluido. Andiamo a muovere e sgranchire un pochino l'articolazione senza sforzare i muscoli che tengono il braccio sollevato. Bene. Completiamo il nostro riscaldamento per la parte superiore del corpo, muovendo adesso entrambe le braccia contemporaneamente e seguendo un movimento opposto a quello che abbiamo fatto prima. Quindi partiamo sempre con le braccia distese lungo il corpo, che puntano giù verso il basso. Andiamo questa volta con entrambe le braccia a salire in avanti, per poi proseguire su in alto, aprire bene e scendere a lato o posteriormente se riusciamo, e ripetiamo. Questa volta sarà più difficile disegnare un cerchio molto ampio, perché finché le mani salgono in avanti si muovono senza problemi. Quando iniziano a salire e scendere posteriormente si trovano naturalmente vincolate una all'altra, per cui non vogliate sforzare troppo. Cerchiamo di guadagnare spazio, di allargare bene nel momento in cui saliamo e scendiamo dietro, ma non potremo fare un movimento ampio come quello che abbiamo fatto prima, con un braccio singolarmente. Ancora qualche circonduzione completa con entrambe le braccia. E poi, di nuovo, rilassiamo e sgranchiamo un po' le spalle. Siamo soffermati molto sulla muscolatura delle spalle, abbiamo lavorato molto sull'apertura, quindi abbiamo cercato di lavorare sulla mobilità. Adesso continuiamo a scendere lungo il nostro corpo e andiamo a investire in modo maggiore tutta la fascia addominale e dorsale della muscolatura. Per farlo svincoliamo le mani dai fianchi, così da poter muovere le spalle, e andiamo a ruotare insieme testa e spalle da un lato, quindi ci ruotiamo e volgiamo il nostro petto e il nostro sguardo a un lato. Io inizio a guardare a destra, poi lentamente ruoto di nuovo, torno frontale e proseguo ruotando sia le spalle che la testa alla mia sinistra. Nessuna fretta in questo esercizio, seguite pure la velocità che preferite, il ritmo che vi date voi. Facciamo attenzione, quando ruotiamo stiamo contraendo tutta la muscolatura degli addominali, si sentirà sicuramente lo sforzo all'altezza qui della pancia. Proviamo ad unire anche la respirazione. Magari ci viene anche naturale. Nel momento in cui facciamo la torsione e stiamo contraendo, buttiamo fuori l'aria, giriamo, buttiamo fuori l'aria. Quando torniamo frontali invece rilassiamo e possiamo inspirare. Di nuovo ruoto, butto fuori l'aria, torno frontale, rilasso, inspiro. Ancora qualche movimento. Andiamo a guardare bene con la testa dietro di noi, con lo sguardo, così da aumentare ancora di più il movimento. Ultimo anche dall'altro lato, ruoto bene, guardo dietro di me, butto fuori l'aria e poi mentre torno frontale rilasso, inspiro. E così concludiamo anche questo esercizio. Serve ad attivare la muscolatura ma anche ad allungarla, perché è un movimento in cui andiamo a compiere una bella torsione. Mani sui fianchi. Andiamo a mobilizzare l'articolazione del bacino e per farlo partiamo come sempre da una posizione stabile dei piedi che sono leggermente divaricati, così da garantirci più sostegno, e mantenendo sempre le mani sui fianchi che aiutano a scaricare il peso del corpo
e quindi a non sovraccaricare la schiena, oscilliamo leggermente col bacino da un lato e poi dall'altro. Magari abbiamo un lato in cui riusciamo a oscillare di più, il corpo non oppone resistenza, un lato in cui facciamo più fatica. Questo è normale, dipende da come siamo fatti, non siamo completamente simmetrici. Un po' alla volta lasciamo che l'esercizio prenda spazio e quindi, se il corpo ce lo concede, che l'oscillazione diventi un pelino più ampia. Quindi il bacino si sposta lateralmente, le spalle iniziano anche ad abbassarsi. Sentiamo che si allunga il fianco, i muscoli del fianco. Senza sforzare, dobbiamo sentire un allungamento, non certo una sensazione dolorosa o fastidiosa. Ok, e possiamo tornare dopo un ultimo movimento su dritti, posizione retta. Completiamo questo esercizio unendo anche un'oscillazione del bacino in avanti e indietro. Io vi invito sempre a mantenere le mani qui sui fianchi e di non eccedere nell'oscillazione del bacino in avanti, perché la parte posteriore qui della schiena potrebbe dare un po' fastidio. Quindi oscillo come prima lateralmente, lascio che il bacino si sposti leggermente in avanti e passo dall'altro lato. Mi sposto indietro, quindi lascio che le spalle avanzino un pochino e riporto il bacino a lato. In questo modo sto disegnando un cerchio con il bacino sopra ai piedi, in un movimento che di nuovo è breve, disegno un cerchio piccolo e che un po' alla volta posso gradualmente andare ad aumentare. Nel frattempo, dopo che ho fatto 1 o 2 giri in un verso, posso provare a invertire il senso di questo esercizio e quindi ruotare nell'altro verso. Man mano che andiamo a aumentare l'ampiezza di questo movimento, sentiamo come vengono coinvolte fasce muscolari diverse, soprattutto sulla schiena e sui fianchi, e anche come si mobilizza poi la colonna. Io sento anche qualche scrocchio all'altezza della colonna nella parte bassa. Ultimi giri e torniamo con la schiena e col busto dritti su verticalmente. Per andare a lavorare un po' sulle gambe adesso, e quindi sull'articolazione anche delle ginocchia, facciamo dei piccoli passi alternando destra e sinistra in avanti. Consiglio di avere una sedia a portata o un altro oggetto per potersi appoggiare, così da garantire l'equilibrio nel caso in cui ci sentiamo poco stabili. In particolare andiamo a fare un piccolo passo in avanti col piede destro per poi tornare sul posto e alterniamo cambiando la gamba, quindi piede sinistro, piccolo passo in avanti e torno sul posto. Ogni volta che faccio il passo cerco di mantenere l'equilibrio, quindi prima di tornare indietro mi assesto e poi spingo per essere di nuovo su nella posizione di partenza e ripeto di nuovo. Prima di partire mi assicuro di essere in equilibrio e allora posso svolgere il passo, eseguire il passo in avanti. Non serve esagerare, basta un passo piccolo. Se ci sentiamo stabili possiamo farlo un pochino più grande. Più grande sarà il passo in avanti, quindi più lungo sarà la distanza tra i due piedi, più l'esercizio diventa impegnativo e richiede forza soprattutto nel tornare indietro. Ancora qualche passo da un lato e dall'altro e torniamo su dritti verticali.
lavoriamo sempre sull'articolazione delle ginocchia, ma coinvolge anche bacino e caviglie. Ci spostiamo con il peso su una gamba in modo da alleggerire l'altra. La sedia, come al solito, ci aiuta nell'equilibrio. Solleviamo quindi il tallone della gamba più leggera e manteniamo la punta a terra. Da questa posizione il ginocchio che è in fuori lo possiamo utilizzare come riferimento per farlo uscire all'esterno e quindi allargare un pochino il bacino, tornare davanti a noi e poi farlo scendere all'interno. Perfetto. Alterniamo quindi questa apertura col ginocchio che si apre all'esterno e chiusura col ginocchio che scende, viene verso l'interno, sempre mantenendo il piede in punta e il tallone sollevato. Un po' alla volta possiamo provare a chiudere un pochino di più internamente e allargare di più esternamente. Sentiamo come i muscoli della coscia da un lato, quando entriamo, e all'interno, quando apriamo, siano coinvolti e si allunghino. Ultimo movimento, riappoggiamo il piede stabile a terra e ripetiamo dall'altro lato, quindi mi sposto col peso sull'altra gamba, di nuovo sollevo il piede, il tallone, mantengo il piede appoggiato sulla punta, il ginocchio viene in fuori e lo porto all'interno e poi apro col ginocchio all'esterno. Di nuovo alterno questi due movimenti di apertura e di chiusura e vado a mobilizzare l'articolazione qui del bacino, ma anche la caviglia. Ancora qualche ripetizione da un lato e dall'altro e posso tornare in piedi con i piedi pari. Per concludere il riscaldamento della parte più bassa ci sediamo, quindi prendiamo posto sulla sedia e andiamo a lavorare con un po' più di attenzione, in modo più preciso sulle caviglie. Possiamo iniziare utilizzando entrambi i piedi contemporaneamente, portiamo i piedi un pochino in avanti e facciamo un esercizio semplice in cui portiamo le punte su alte verso di noi e poi al contrario le spingiamo in fuori e andiamo ad allungare completamente le punte avvicinandole al pavimento e torniamo indietro, quindi sui piedi a martello con le punte che si avvicinano a noi e poi all'opposto allontano le punte dal corpo e distendo completamente la caviglia. Non è necessario tenere i piedi sollevati da terra, posso anche rimanere appoggiato con i talloni e fare perno proprio lì. Ancora qualche movimento e posso rilassare. Ora con la caviglia, la posizione che per il prossimo esercizio è la stessa. I piedi sono lontani dalla sedia così da poter appoggiare i talloni e avendo il piede rilassato le punte sono sollevate da terra. Da questa posizione andiamo a far scendere entrambe le punte verso un lato e quindi ruotiamo la gamba e poi le facciamo risalire e scendere dall'altro lato. Alterniamo quindi una discesa a destra o una discesa a sinistra. Ci sarà un lato in cui il piede si muove e scende più facilmente, l'altro invece sarà un pochino più vincolato. Come se stessimo facendo il cenno di no, ma non utilizzando il dito, utilizzando l'intero piede. Bene,
possiamo tornare coi piedi in appoggio vicino alla sedia e sgranchire un pochino le caviglie o sollevando alternativamente i talloni, oppure muovendo il piede sollevato da terra. Ecco il quiz di questa settimana. Ascolta bene, annota quante più informazioni possibili e poi telefona al 335 54 19 388 il venerdì dalle 13:30 alle 14:30. Sarai tu il vincitore di oggi? Riappoggiamo i piedi e lavoriamo un piede alla volta con un esercizio importante, che però è anche un po' delicato, e quindi lo facciamo da seduti. Lavoriamo con un piede alla volta. In particolare io partirò con il piede destro e sarà appoggiato con tutta la pianta a terra. In questo esercizio con il ginocchio apro lateralmente, lascio che il piede venga accompagnato in questo movimento e si sollevi nella parte interna. Mi ritroverò col piede appoggiato esternamente, il ginocchio che si apre esternamente e quindi la pianta staccata da terra. Torno indietro, riporto il ginocchio sopra la caviglia, il piede si riappoggia completamente a terra e faccio scendere il ginocchio all'interno. In questo esercizio, perfetto, si solleverà la parte esterna del piede. E ripeto, alterno sempre, esterno ed interno. Ogni volta ripasso con il ginocchio sopra la caviglia in modo da avere il piede completamente appoggiato. E ripeto, apro all'esterno, riappoggio la pianta completa e ruoto alzando l'esterno. Il ginocchio guida il movimento, ma è il piede che poi fa perno e va a mobilizzarsi. E appoggio di nuovo, cambio piede, stavolta con il sinistro. Ripeto, l'esercizio è lo stesso, il ginocchio apre esternamente, il piede segue, quindi si solleva la parte interna, torno col ginocchio sopra la caviglia, il piede è appoggiato completamente sulla sua pianta e poi porto il ginocchio all'interno, si solleva la parte esterna del piede e alterno, proprio come prima un lato e poi l'altro. Questo è un esercizio che facciamo da seduti perché è un esercizio un po' delicato per la caviglia, soprattutto quando il ginocchio passa esternamente. Questa posizione è una posizione instabile ed è anche una posizione in cui classicamente, se ci storgiamo la caviglia, cade proprio perché il piede è messo così, è tutto sul fianco, per cui lo facciamo seduti in modo da poter controllare il peso che mettiamo sulla gamba ed evitare di cadere o di farci male alla caviglia. Di nuovo piede in appoggio frontale, posso unire i piedi, quindi riporto entrambi i piedi davanti alla sedia, se serve sgranchisco un po'. E adesso un ultimo esercizio sempre per le caviglie. Da questa posizione iniziamo già ad attivare la muscolatura dei polpacci. Semplicemente lascio che le punte rimangano a terra e sollevo i talloni, riappoggio i talloni a terra e alterno, quindi cambio il tipo di esercizio, mantengo i talloni appoggiati, perfetto, sollevo le punte. E ripeto, appoggio le punte, tutta la pianta, sollevo i talloni, scendo con i talloni e sollevo le punte. Posso farlo con un piede alla volta o con entrambi i piedi contemporaneamente. Una volta sono sulle punte, una volta sono sui talloni. Sempre alternando i due movimenti. Ok, rilasso di nuovo, se serve sgranchisco e facciamo un ultimo esercizio per
la parte inferiore del corpo dal momento che siamo seduti, poi ci rialzeremo in piedi. Sempre per le anche, una gamba alla volta andiamo ad aprire lateralmente, possiamo aiutarci con la mano, si tratta di spostare il piede lateralmente rispetto alla sedia, sentiamo che il ginocchio si allarga e l'interno della coscia si allunga, riportiamo il piede pari rispetto all'altro e ripetiamo dall'altro lato. Allargo, appoggio il piede, mantengo il ginocchio aperto esternamente, poi richiudo e alterno sempre destra e sinistra. Se questo esercizio vi riesce facile, potete aiutarvi con la mano, andare a spingere il ginocchio esternamente così da aumentare un po' l'intensità e quindi anche lo spazio che guadagnate. Alterno destra e sinistra. Ultimi movimenti. E stop, torno con i piedi pari. Ci alziamo adesso per continuare nella seconda parte di questa lezione. Io tengo la sedia sempre a portata perché in tutti gli esercizi in cui ci spostiamo con il corpo può sempre essere utile avere un sostegno o anche semplicemente qualcosa che ci dia la sicurezza di poter avere un appoggio e quindi rimanere in equilibrio. Lavoriamo un po' di più sulla parte superiore del corpo in questo momento, così riprendiamo il nostro percorso lungo il corpo ripartendo dall'alto e andiamo a mobilizzare bene le spalle con un esercizio che facciamo con un braccio e poi con l'altro. Inizio con un braccio lungo il fianco e l'altra mano invece che appoggia bene sulle ossa del bacino, così da avere stabilità. Il braccio disteso, libero, sale lentamente e si apre lungo il fianco, prosegue la sua corsa andando su verso l'alto e cerca di raggiungere un punto molto alto sopra la testa, per poi scendere lentamente e tornare disteso lungo il fianco. Inverto il lato, quindi porto la mano appoggiata qui sulle ossa del bacino sul fianco, l'altra la distendo e posso di nuovo farla salire lentamente col braccio disteso a lato fino a raggiungere la posizione più alta e cercare di spingere su con la mano, andare sopra la testa il più possibile. Di nuovo scendo controllando il movimento, quindi lentamente col braccio lo riporto lungo il fianco e di nuovo cambio, alterno quindi la destra e la sinistra in questo movimento controllato in cui il braccio sale lateralmente, arriva su sopra la testa e prova a spingere, andare a raccogliere qualcosa che si trova molto in alto. La mano che non è coinvolta in questo esercizio rimane saldamente appoggiata al fianco e ci aiuta a scaricare il peso delle spalle e quindi diminuire un po' il carico della schiena. In particolare nei prossimi movimenti posso provare con la mano che sale non solo a raggiungere un punto molto alto, ma andare addirittura a sbilanciarmi nel lato opposto, quindi col braccio disteso salgo lateralmente, vado su con la mano sopra la testa, cerco di raggiungere un punto alto e poi provo anche a sbilanciarmi un pochino e quindi cadere un po' dall'altro lato con la mano. In questo modo allungo tutto il fianco e la mano che mi sostiene diventa molto importante adesso. Di nuovo dall'altro lato salgo, vado su bene in alto e provo a scendere un pochino dall'altro lato, così da allungare tutto il fianco e torno lentamente con la mano giù lungo il fianco. Ecco, se questo esercizio diventa difficile perché troppo ampio come movimento, è sufficiente portare la mano su verso l'alto, non è necessario esagerare scendendo lateralmente
se il nostro corpo ci manda delle sensazioni spiacevoli, quindi di fastidio. Ultimi movimenti, salgo lentamente da lato, arrivo su verso l'alto e mi sbilancio un pochino, superando con la mano la testa e giù. Ok, perfetto. Rimaniamo sulla mobilità, quindi movimenti il più possibile ampi. Se prima abbiamo portato la mano su verso l'alto, adesso le porteremo avanti e indietro, sempre per coinvolgere le spalle, ma anche il movimento del busto. In particolare distendo un braccio davanti a me, mentre l'altro, in particolare il gomito, si allunga dietro, come nell'azione di tendere un arco e una freccia. Arrivato alla fine del movimento, inverto e porto, questo nel mio caso, il braccio destro davanti a me, lontano dal corpo, il braccio sinistro, o meglio il gomito sinistro, dietro il più possibile. E alterno di nuovo, sempre lentamente, come se stessi tendendo un arco, prima da un lato e poi dall'altro. Questo esercizio, le spalle seguono il movimento, quindi ruotano. Se porto avanti il braccio sinistro, avanza anche la spalla sinistra, il braccio destro va indietro, la spalla destra va indietro e io mi trovo tutto ruotato su un fianco. Ancora qualche movimento. Alla volta possiamo provare a farlo diventare molto ampio, quindi andiamo ad allungare bene. Possiamo con la testa, con lo sguardo, andare a guardare dietro di noi alla fine del movimento. E faremo ruotare un pochino anche il bacino di conseguenza. Ultimi movimenti, belli ampi, braccio distante in avanti, gomito dietro, testa che guarda dietro da un lato e ultimo anche dall'altro, braccio distante in avanti, testa che guarda dietro verso il gomito e torno frontale. Sgranchisco un po' le spalle, abbiamo lavorato molto con il busto, col bacino e anche con le spalle, quindi ci prendiamo un attimo per sgranchire, per alleggerire la tensione e facciamo un esercizio per gli arti inferiori. In particolare ci tornerà utile la sedia perché lavoreremo su un piede solo, quindi in una situazione di equilibrio, e avere un appoggio è sempre importante. Se possibile vi consiglio di averlo davanti, così da poter appoggiare due mani sulla sedia o sul tavolo. Io, per una questione più pratica, rimarrò lateralmente rispetto alla sedia. In particolare quello che voglio fare è andare a caricare il peso tutto su una gamba, svincolare l'altra, così quando è leggera posso staccare senza perdere l'equilibrio il piede da terra. Il piede, dopo averlo staccato, lo sposto lentamente a lato, se riesco mantenendo la gamba distesa, così da sollevarlo un pochino e poi di nuovo lo riporto giù vicino all'altro. Posso anche appoggiarmi, riprendere l'equilibrio e ripetere. Stacco il piede da terra e lo porto lateralmente un pochino alto, non serve molto, ma l'importante è allargarlo e lo riappoggio. Importante, prima di fare l'esercizio, di ripetere il movimento, cercate di essere sicuri e avere l'equilibrio. Quindi una volta trovato l'equilibrio, stacco il piede, allargo lateralmente, lo porto un pochino su e di nuovo appoggio. Ripeto, sollevo e poi appoggio. Non è necessario farlo veloce, anzi più lento è il movimento, più riusciamo a controllare l'equilibrio. Ultima ripetizione e giù. E andiamo a cambiare lato.
Ecco il quiz di questa settimana. Ascolta bene, annota quante più informazioni possibili e poi telefona al 335 54 19 388 il venerdì dalle 13:30 alle 14:30. Sarai tu il vincitore di oggi? Sposto con la sedia di lato, questa volta il peso ce l'ho sulla gamba sinistra, il piede destro è leggero, lo posso staccare da terra e portare a lato sollevandolo leggermente. Torno coi piedi pari, uno di fianco all'altro, appoggio, riprendo l'equilibrio e poi ripeto l'esercizio. Ogni volta che mi appresto a ripetere, controllo di avere l'equilibrio, di essere stabile e poi distendo la gamba lateralmente. Non serve alzarla molto, basta anche qualche centimetro da terra. Sentiremo come si impegna il fianco e anche il gluteo. Ancora un movimento, un'ultima ripetizione e posso appoggiare i piedi e sciogliere un pochino muovendo le ginocchia. Continuiamo con un esercizio molto simile, quindi cambiamo di nuovo lato, riprendiamo come prima una posizione che ci permette di caricare tutto il peso su una gamba e lasciare l'altra svincolata. Il piede adesso, una volta che l'abbiamo staccato da terra, non lo apriamo più lateralmente ma lo portiamo dietro al corpo, quindi lo spostiamo dietro di noi e torniamo di nuovo coi piedi pari, uno di fianco all'altro. Appoggiamo il piede, riprendiamo l'equilibrio e ripetiamo. Ogni volta cerco di riprendere l'equilibrio prima di fare un altro movimento. Sposto lateralmente così da far vedere meglio l'esercizio, voi potete rimanere frontali. Stacco il piede da terra, lo distendo dietro e torno in appoggio. Quando faccio questo movimento mi sporgo un pochino in avanti con le spalle, normale, mi dà equilibrio. E giù. Posso cambiare gamba, quindi torno sulla gamba sinistra. Il piede, una volta che lo stacco da terra, lo porto su dietro. Come prima ho cambiato gamba. Di nuovo mi metto lateralmente, magari si vede meglio. Una volta che ho staccato il piede da terra, lo allungo dietro al corpo. Ultimo movimento e posso riappoggiare il piede e tornare su dritto. Un ultimo esercizio di questo tipo, quindi cambiamo di nuovo lato, andiamo a lavorare questa volta col piede svincolato da terra, il piede più leggero che riusciamo a staccare, lo solleviamo non lateralmente, non posteriormente, ma lo portiamo su davanti a noi, alzando anche il ginocchio. E di nuovo scendo giù, riappoggio il piede a terra, riprendo l'equilibrio e ripeto. Sollevo il ginocchio e il piede davanti a me, lo porto su e poi scendo e lo riappoggio a terra. Di nuovo non è necessario sollevare il ginocchio tanto, basta anche qualche centimetro da terra, quindi anche un movimento in cui il piede va in avanti e si stacca di 5-10 cm è sufficiente. Ancora qualche ripetizione.
e possiamo di nuovo scendere col piede, riprendere bene l'equilibrio e cambiare lato. Come prima, il piede svincolato sale insieme al ginocchio davanti al corpo. Lo riappoggio sempre per riprendere l'equilibrio e poi ripeto. Qualche movimento. E concludo appoggiando il piede, riprendendo bene l'equilibrio. Abbiamo lavorato abbastanza sugli arti inferiori, in particolare cosce e glutei, con gli ultimi movimenti che abbiamo fatto. Ci fermiamo un attimo. Un ultimo esercizio per la parte superiore del corpo, questa volta lavoriamo un pochino di più sulla muscolatura delle spalle. Partiamo con le mani entrambe vicino alle spalle e andiamo contemporaneamente a spingere su con entrambe le mani verso l'alto. Raggiunto il punto più alto, scendiamo, riportiamo le mani vicino alle spalle e andiamo a distenderle davanti a noi, lontano dal corpo. Torniamo con le mani sulle spalle e spingiamo su verso l'alto. Quindi alterniamo in questo esercizio movimenti delle mani che vanno prima in alto e poi in avanti. Ogni volta ripasso per le spalle. Questo esercizio non è necessario farlo di corsa. Scegliete un ritmo, quello che vi è più congeniale, e provate a mantenerlo. Ancora qualche ripetizione. Provate a spingere bene su in queste ultime ripetizioni e bene in avanti, così da allungare il più possibile. E possiamo adesso di nuovo scendere con le braccia lungo il corpo, rilassare e sgranchire un po'. Gli ultimi 5 minuti, 2-5 minuti, li dedichiamo all'allungamento. In particolare vediamo un esercizio per il collo che è molto importante, soprattutto per chi ha un po' di torcicollo come me, che mi sono svegliato questa mattina un po' rigido. Stiamo con le spalle, col corpo dritto, e lentamente facciamo scendere, o meglio incliniamo la testa da un lato, avvicinando un pochino l'orecchio alla spalla. Le spalle restano però rilassate giù verso il basso. In questo modo allunghiamo i muscoli del collo qui lateralmente. Arrivati giù manteniamo la posizione e cerchiamo anche di mantenere una respirazione costante. Per unire le cose proviamo a contare le respirazioni che facciamo. Dopo 3 respirazioni complete mi posso anche aiutare con una mano, risollevo il capo, lo riporto su dritto e scendo dal lato opposto, inclinando la testa. Lascio che il peso la porti giù verso il basso, le spalle sono rilassate e porto in allungamento i muscoli del collo. Di nuovo 3 belle respirazioni profonde ci aiutano a ricordarci sia di respirare che a darci il tempo dell'esercizio. Inspiro, quindi faccio entrare l'aria e poi lascio che esca naturalmente espirando. Dopo 3 volte con una mano mi posso aiutare a tornare con la testa su dritta verticalmente e proseguiamo scendendo questa volta non più di lato ma in avanti, quindi lascio che la testa si chini giù in avanti, lo sguardo vada verso i piedi
E quando sono giù, le spalle sempre rilassate, provo a avvicinare un pochino il mento al petto. Si allungano i muscoli del collo posteriormente e mantengo questa posizione. Come prima, 3 belle respirazioni complete. Anche se sono un po' scomodo, un po' compresso, respiro, quindi faccio entrare l'aria nei polmoni, allargo il petto e poi lascio che naturalmente esca. Come prima, quando avete finito, potete aiutarvi con una mano a risollevare il capo e tornare su dritti. Concludiamo con un allungamento per le spalle, in particolare un braccio alla volta. Io parto dal destro, distendo il braccio di fronte a me, incrocio come se stessi accompagnando una porta a chiudersi e con l'altra mano sostengo e spingo il gomito verso la spalla opposta. Tre belle respirazioni complete, così mi ricordo di respirare e nel frattempo allungo la spalla. Quando ho finito accompagno giù il braccio, non lo lascio cadere come se fosse morto, ma lo accompagno giù dolcemente e ripeto dall'altro lato. Distendo il braccio, chiudo la porta, quindi vado a incrociare, con l'altra mano sostengo e premo il gomito verso la spalla opposta. Di nuovo 3 respirazioni complete mi danno il tempo di questo ultimo esercizio. Quando ho finito accompagno giù il braccio, vado a rilassare e a sgranchire le spalle e questo era l'ultimo esercizio di oggi. Io vi ringrazio chi è in presenza e ci ha accompagnato e vi do appuntamento alla prossima lezione. Ciao a tutti!